Buongiorno, Teresa. Buongiorno, Tony. Tony, pensi proprio che ci sia? Il nostro piano sta riuscendo bene. Sì, e dimmi che moglie non vanno proprio all'idea che io e te facciamo amore, che in sta casa si nascondono un tesoro. È stata una bella idea tua quella di farmi assumere come cameriera, così non mi da lira. Sì, ma tu è stata ancora più bella perché stai convincendo a famiglia amica in sta casa ci sta un spirito. Con tutte quelle che stai facendo succedere. Eppure la notte sposta a roba. Brava, tu devi essere mia complice. Se usciamo e fai in casa, io trovo tesoro, ti porto a sposare in più bella chiesa in Napoli. E se può tesoro non troviamo? Ti porto a sposare a San Gennaro povera. Tony, ma sei sicuro che su tesoro ci sta? Sono sicuro che si viene con. Sì. Una sorella mamma, prima morì, confidai a mamma mia, che prima in questa casa c'è stato un grande tesoro. E il tesoro era di questo conte, si chiamava Guglielmo Fantomas, conte di Rocas. Questo conte era un uomo brutto, non ci porco, non zuzzoso pure chiuso, che aveva paura di essere rubato, mettette tutte le ricchezze sue in una casciaforte e dopo avrà vento muro. Ho capito, e tu stai facendo credere a famiglia mia che lo spirito di sto conte gira ancora per casa. Per stasera la già fa mettere paura che faccio figlie corse. Teresa, chi è? Ah, e o cameriera! Ti raccomando, continua a fare buona parte. Non ti preoccupare, che aveva paura che faccio venire una diarrea galoppante. E tu che fai, l'occhio impalato? Muoviti, pulisci, a ricettea. E che a ricetteo a fare? Tanto è inutile. Come sarebbe inutile? Io a ricetteo? E dopo poca roba sparisce o cagno posto raffè. Da sta casa c'è sto spirito. Io vero! Ma che dite? Ai tempi d'oggi chiedere ancora a queste sciocchezze. Cacasotti! Ciao! Madonna che s***a! E chiami sciocchezza e posso mettere paura in un stornuto. Ciao! Madonna, chi ha sparato? Ma come è uscito colpo di pistola in naso? Ma avete visto che tu non mi stai chiudendo? È come strada elettrizzata, hai nonno che sta facendo il stornuto. È il momento di fare stornuto che sta, sì? La prossima volta che faccia orario. Che la coccoruna si diverta ci fa mettere paura. Oh, Raffaele, uno solo si diverte. E chi lo spirito. Ma non dice la sciamità. Non è dice tu, Raffaele. Io trovo la roba spostata per finire in tempo. Dice la giritta, mia madre. Io non c'è da sta casa, ci oggi, carino. Chi oggi? Chi oggi? Io metto paura. Io metto paura. Ma se ti mette paura, ma perché non te ne vai? E sì, me ne vaca. Chi vi protegge a tutto quanto? Chi ci fosse la mattina? Non mi sa la guardia pubblica sicurezza in da casa. Poi basta, basta. Ma che si sveglia mio fratello Cicillo, parlo io. Ma perché sta ancora non bene, a mezzo? Non si dica, a notte non si dorme. Ma chi lo dice? A chi lo dice? State ma Dio. Riguardo a sta storia dello spirito in questa casa. Io ho preso i miei provvedimenti. Ma lo spirito! Ma quello Lo spirito? Siamo stati noi per te parla! Siete state voi? In una vita passa uno solo guaio. Ma scende una. Steve dicendo. Tasci. Riguardo lo spirito, ho preso i miei provvedimenti. Statela ferma e statela zitta. Quando è notte, prima mi accucca, ma appiccia una cannella un coppo a mezzo. Mi metto il mio pigiamino bianco e nero. Mai solo un solo tampaccio, ma metto così. A così quando è uno spirito, Se mettisse a paura voi. tu pensa a fare domestica addomesticata e stata zitta. Concetta! Oh no, che Cicilla! Ma raccomando, stiamo zitto, non lo facciamo innervosì. Che è Cicilla? Concetta! Dove l'hai messo il pantalone? Non lo trovo! Come non lo trovi? Era buona, da sta preso coppa sempre vicino all'olietta. Per me se l'ha pigliata chilla. Ma insomma, vuoi fare taccia? Come parla mia moglie, io non lo so, fai caccia. Va buono. Concetta! Vabbè, non ci sono problemi, su Concetta, per sta giacchetta mia. Concetta! Concetta! Ma dove hai visto il pantalone che non lo trovo? E poi che sta camicia, non ho capito, senza maniche, senza partirete.
Ma tu l'hai pigliata sotto il bombardamento? Un scemignano. Ha fatto la televisione, la rete. L'avete pigliato quante rete? State attenti che tu ti hai pigliato pure quartiere, se viene Ma avete visto pure dall'armadio, sotto lietto? Ma perché poi già che spezza sotto lietto, non ci capito? Ma qualietta per me? Se l'ha pigliata Kill. Kill? Con c'è? Ma intanto mi sa lui mentre non mi c'è senso qualcuno. Perché? È perché da un po' di tempo mi sento dietro un corpo estraneo. Ma come strani, cicci, che non ho ginocchiella mia. Che è? Ho ginocchiella mia. Non c'è? Non sempre sotto ginocchiera tua. Non facite a pare che non capite. Se l'ha pigliata Kill. Avrà ragione, cameriere, stanotte i rumori sono stati più forti. Sì, l'hai sentito? Come che sono surdo? E da dove venivano? E non tutto rumore fa su. Cicere e il cavolo giù. E venivano dalla vostra stanza. Quando andate a letto la sera e vi andate a cuccare, chiudete la porta della vostra stanza, così evitiamo la fuoriuscita del fiato. Pazzi, tu pazzi. State pazzi. Che sta? Come sta? Non si crede, non si ha di cognato. Stanno. Che? Erano verso il doppio. E mi sono stato per fare un po' d'acqua. In questa casa sull'acqua si fa. Non si mangia mai, non si mangia mai. Mamma, non si aderisce. Comunque bella e buona, ha già visto un'ombra. Ma non era proprio un'ombra. Capite? Forse era un'ombra ombrata. E mi faccio paura. Ma la sorella che tu c'è, che è stata proprio te. E basta! A uno ti fa parlare sì o no? Basta con queste interferenze. Vabbè, a quando c'è una mujer per l'interferenza. Ma non mi parla, state zitta, papà. Comunque che sto. Prima si è fatto l'ombra. Scalinatella. State zitta. Oh, corta. Usa anche per una servatina, lo vedi? Poi chiatta. E poi secca. Facevo la sformista sto E com'era che st'ombra? Era tutta bianca e teneva una faccia ovale, liscia e lucida e me una puzza. Ma una puzza che stava svenendo. Non si lì, tu stanotte ne hai vista un'ombra. E che ha visto? O con moglie con processo. Con un po' ovale, liscia, lucida. Ma poi è scomparsa. Ma che? Che sombra si è fatta piccerella così. Se mi sento bucaccia. Sì. E se mi si accamminava sotto muro. Ma pareva un sorcio. Una zoccola! Attacca! Figli nascondi! Caccia la zoccola! La città appena tutto sti per tu stanno in sta casa! Ne stanno nel zoccolo! Stanno nel zuccolone stanno! Che stai venendo tu? Che stai facendo? Che Allora sta la zoccola! Ma qua zoccola? Tu hai la zoccola? Non signore, a città zoccola perché ha di solo sorice. Mia cognata ha nominato il Soricio. Tu perché hanno nominato il Soricio non lo sai? Andiamo bene. Continuiamo il discorso. Paolo, non siate di. Annunciati di sono fe. Ogni posizione, va. Allora, non passa con la sorellina. Comunque che sombra si è fatta una volta grossa. Grossa, facevo la sfumista, la gente. E a parlare. Come no? Con la bocca. E a ritta, andatevi. Oh, c'è sparuto vino in frigorifero. L'ombra se l'ha bevuto 3 singhiozzi stanotte. Questa è casa mia, perciò andate via. Io sono Guglielmo Fantomas, conte di Rocassa. Faccio quasi la volta. Questa è casa mia, perciò andate via. Stava via quando parlava. Come te si chiamava? Guglielmo Fantomas, conte di Rocassa. Ma io mi domando sto contro Rocassa. Ma perché non se ne va a fare in fantomassa da un'altra parte? Perché da casa mia da statico io. Sentite! Non lo patatene. Tu sei uno spirito senza S. Tu sei uno spirito senza S. Tu mamma do Carmine mia. Che state facendo? Non vuole parlare. Invece Cicillo, ma non fa posto, mi c'ha paura. Ma c'ha paura. Mamma. Non ci pigliamo con Ma sono pazzia a fare Ma che? guarda zia. Portaci un po' di caffè. Chi io? Mi vado solo in da cucina a fuoco caffè. Gesù. Mi metto vai. Vai, cameriere cacasotto, non fare la storia. La geografia, stai tra poco zitta, che hai una perla. Vai, e portaci il coffio. Presto Il coffio. Uè, io il coffio non saccio fa, vabbè.
ragione. E se tu permetti che apro t'apposta. Raffaele, tu stai giro. Uè, poco pote che sta attento alle licenze, hai capito? C'è la gente sta. Fatto bene, fatto bene. Ma che tu sta? Ma che licenza! E sto capo senza niente e quando ne pure la voce in capitolo! Sti quattro morte fame! Ah no, morte fame no, morte fame no, che finestra aperta, la gente che passa, chissà che si può credere. E le finestre stanno chiuse! Mi vedi sono rotto, sento stesso. E pure ce la finita. Ho vedete come state elettrizzati? Ma ci va, va, va. Accontentiamo. Va a fare un caffè, va. Va, fammi un caffè, va. Va. Però spirito ci sta. Ci sta. E vacca tanto in questa casa e proprio stanotte si è fatta una grande vacata. È lo spirito? Sì. Io penso che era moglie, ma... Oh. Che visto che girava la casa. Occhio! È malocchio. Occhio! Non c'è la luce. Mette Chi mette a te? Cicci. Isso sarà il cavolo. Lui si mi pensa. Io vado a confessare il peccato mio, io a queste cose ci credo fino a un certo punto. Fino a una certa virgola. Guarda, Uè, per piacere, non impazzite un po', che no? Siamo tutti elettrizzati. state zitto perché cadi in ecco, si spariscono nel modo più misterevole. Misterevole. Quanto buono che ti cibo tu? Cicci, ma perché non cagniamo a casa? Cagniamo casa, nipotina mia, nipotina, a parte su zoide, che nipotona mia. Come ce ne andiamo, come ce ne andiamo? Volevamo parlare. Tanto non ci stanno soldi, figlio mio. Noi qui paghiamo 2 centesimi. Raffaele, pago io 2 centesimi, e non sono 2 centesimi. E poi questa roba che si sposta, che fa? Mica c'è da meravigliarsi, anzi è una gioia, è un divertimento. Troviamo frigorifero in da stanza rietta, la scrivania troviamo in da cucina, la mansarda troviamo in da stanza di pranzo, la piscina la troviamo in tuo gabinetto. Ma qua piscina e mansarda. Non mi lo occhio per chiagna la piscina e mansarda. Ma sempre un divertimento, che viene tutta roba spostata, appena viene tutta questa roba spostata, fa un cuore che ti fa... Sentite, ieri ci si fa così, per oggi ci accasiamo ancora Ci fuori. accasiamo, sì. Ci strafochiamo qualche cosa. Come parla bene mia cognata? E passiamo all'ultima notte. Avrà ragione, quando è di mano. Nello spirito ci troviamo lieta così. Non c'è queste cose. Quando è domani andiamo in cerca di un'altra casa. Cicci, che casa sei ettano? Sì, sta a spirito la lupimma, come no? Vai là, con poco soldi, perché 3-4 case per mettere dopo tu. Cazzo, stanno facendo lì, la fe! Sentite, io consiglio la giornata, ma facete come volete voi, ma va a lettizzare un po' a batteria. Allora, mujer. A lettizzare, a folietta. Allora, pisca sta qui, non ci capisco. Lo sai che è di origini fiorentine? Tu lava una roba, Fammi pure a me, adesso mi dà una mano, sai perché vuoi sbattere un po' di patata. con c'è? Sbatta a me un po' che c'è una matarazza. E sempre uscito una matarazza. E non sto un po' questa matarazza, yam, che maniera, Non ti yam. preoccupare, ma vuoi sbattere un po' che più. Ma c'è po'. Io mi metto paura. Ma non è che stia scema, non ci capite. Hai una cosa non l'ha capito. Una cosa, non capisce niente, la fe. Le mogli nostre fanno annanzi a rete. E sto Tonino cameriere che fa? Guarda le nostre mogli come fanno annanzi a rete. La colpa è tua. La colpa è mia. Se stiamo in queste condizioni, la colpa è tua. E diciamo sempre che la colpa è mia. Ricordi? Quando avete la liquidazione, come liquidai, che i soldi, ci spieghiamo questi soldi e apriamo un magazzino di impermeabili. Un'idea brillante. Idea brillante. E vorresti mettere per forza il cognome di tua moglie. Ma quello è un cognome nordico. Come no? Passa l'acqua. La gente passava innanzi a un magazzino, riceve un coppo impermeabili, passa l'acqua e si rivela da moto. E si viene a finire i pacchi dall'acqua, capito? Questione. Passa l'acqua. Quando non passa l'acqua. A porta. A posto. E invitata a qualcuno. Con questa fama fino a magenta, non ci capisci? Chi sa? E con amico tuo, che ne sai? Ma mica mi, non ha nessuno, amico mio. Poi, a porta. Sta a Roma chi? Che lei? A porta. E la porta è fatta legname, che lei? E voi a rapito. Ma cameriere chi è da sta casa? Io. E beh, la porta è rapito tu. Io. Come non? Mette E se è lo spirito che sta vacando fuori la porta. Ci mette poco che si catura la coppa, perché ti diamo un mezzo, che vuoi me? Pazziate. Miam. Pazziate pure. Tony, non ti preoccupare. Sta mia Cicci. Raffaele, io e te, non facciamo miei, siamo coraggiosi. Vabbè. Non è lo spirito. Chi è? È King Kong, o figlio da sanguettare piano di sotto. La croce mia, la croce mia. Tu quando sei Chi schifa mamma e schifo figlia. Che la presti soldi contro il resto. Che la mamma è una succa sana. È come zucca, come zucca. Va bene.
Fai l'annunciazione, ma. Ci va ancora tempo. Ma che cosa? È il 25 marzo, vero? Che cosa? Annunciazione. Ma dici chi è che fuori la porta? Ah, già dici chi è. Annuncia, vai! Ah! Forse può parlare italiano. Trasa Kingo! Ma che stiamo mia sovercata! Costumata forte, Ma che cos'è? Un po' di delicatezza, vai! Introducilo! Introducilo! Me lo introduci l'ospite, no? Io però ci introdurre a voi. Ah, buoni, a sordo, vattene, Trasa! Sì. Vieni qua. Io non ci sto, io non ci sto. Stiamo a cangia sta. Va bene. Buongiorno, io sono Geppetto. Chi sì? Sono Geppetto. Di Geppetto? Che ci sta Pinocchio? E Mastro Ciliezzo? E voi che sì? La fata turchina. Non pazziate, dici la vostra giacchetta, la vostra giacchetta. Ma che ne va bene? È mia, è mia, no no. Io so, sento la tanfa. Ma che stai durando un cane, non è cretino? Duro. E me? Non ho capito, dammi questa giacca. Aspettate, io volevo sapere quando finisce sta storia. E che sono sto atteggiamento in casa d'altri? Non ci capito. Grazie Antonio, sei un amico. Sei un amico e sei un cameriere perfetto, bravo. Non ci capito. Tu stai parlando con due persone che sono più grosse di te, lo sai? Grazie Tonino, sei un cameriere e un amico, veramente. La prima cosa è il rispetto, capito? Grazie, sei un amico e un cameriere perfetto, veramente. Tu non approfitti di questo caso di pesci pigliati a botta. Si la chiave, Volevo dire siete due brave persone. tu ci stai andando una sosa, ci stai facendo. Andiamo bene, dai. Ma senti a posto tu, capito? Senti a posto tu. Non me ne va che provo. Vattene, va. Va. E tu va. Tu c'è. Mi metto paura. Non metti paura. Lo spirito. No, è King Kong, per l'Italia la buia. Hai ragione, hai ragione. Allora, dolce Pargoletto, perché stai qua? Dolce Pargoletto. Fino all'ippopotamo, tu sviluppo di... Non pazziate, dici la vostra giacchetta, la vostra giacchetta. Allora, beh. Ma è mai possibile che tutta roba vostra... Stai in Spagna che stai il suo toro, va finito il balcone nostro. Ma sa unisce, il cane nostro come a mettere in da caurare lo mangiamo. E una volta un cassettino di doblore, e una volta una mutanda di intorno. E mangiate con condimento mio, siete contenti, Stamattina noi abbiamo trovato sta potente in giacca in do forno. due patanelle vicine, te faceva usare capretta. E poi mangiate voi su capetto mio. Ma secondo voi no? Io faccio la giacchetta che patata, o calzone che pensiero. E una mutanda per sai vola, tu come la pesce, non vado a terra. Non faccio lo spiritoso, anzi, si rimane troppo coccata con il balcone mio. Che succede? I sagni canco, è bella bella, roce roce, ma piglia pepe, azzurra e patapun, fede, niente a bascio. No, Raffaele, una lezione questo filo di famiglia. Una lezione ce l'ha già là. Cicci, frato mio. Non mi manda Raffaele, per piacere, Raffaele, non mi manda. Cicci, chi la minorenne? Non mi passa manca da. Tu sai quando mi piglio? Tu sai quando mi piglio? E ma cosa ti facendo? La via da scigno la pigliata, capito? Cicci, chi la King Kong? Passa manca da. E va bene. Andiamo bene. Che hit? C'hai che si trova coccata cosa in un balcone mio. I sagni canco, è bella bella, roce roce, ma piglia pepe, azzurra e patapun, fede, niente a bascio. Ah, mi credevo. Quando ci vuoi, pazienza, una lezione glielo dà. Sta piangendo per la vergogna e per la mortificazione. A tradimento me la faccio. E voi foste signore non mi negò. Voi siete una schifezza e tutte signore. State buono. Ma perché non sapete che la muletta non ha, non ci capite? Mi capite lì? Hai detto che c'è la schifezza di tutti i signori. A te hai triste la schifezza di tutti i signori. Perché l'avevo con me, l'avevo. Niente di me, d'altronde la giacchetta era tua. Se ne è più, ma già così, da letto, va. A voce ci non ci vediamo collera, va. Poi dice che io me ne va a là. Ma piglia una sigaretta e torna. È bella bella, roce roce, ma fumo. Mi dispiace Raffaele, ma le ultime due sigarette le tengo io e me le fumo io. E io mi facevo mancare sigarette. Stanotte, Cicci, me ne ha già pigliate 3 pacchetto tuoi. Non mi permesso, Cicci.
Ma t'ha paura che lo spirito in questa casa è bravissimo. Stiamo parlando prima. Niente, con figlia la sanguettare che sto piano asce. E che voleva? Dice che in tuo balcone trova ogni giorno in mutande fredde toia. Mica, vuoi ce le toglie? Nostri insomma. Cuccia, volevo decidere che abbiamo mangiato. Vero, Io tengo un'acquolina sulla borda della storia. Mi c'è sparuto la borsa, la vegnatezza, non posso sopra te, Io cuccia, pensavo. Cucinate qualcosa che mi piace, cucinate qualcosa che mi piace. Mi spiegate? Che un po' di appetito lo tengo pure io. È permesso? Si mi sente, va. Prego. Permesso? A Ma lo figlio con i bambini. E chi è questo? A porta si va aperta e mi sono pezzato. Del resto, quando succedono certe cose, la porta sta sempre aperta. Aspettava qualcuno tu? Io mai visto prima di allora. Sono Samuele della Morta. Ah, Tara! Ma tu mi è venuto? Ma che c'è? Non è tuo nipote di Avellino, un Fomanello? Quanto mai? Gli devi canale tutta la voce. No, Ma che provisso, Come vi sentite? Come vi sentite? Un po' debole, ma mi sento bene. Ci sentite un poco debole, è vero? Eh. E un pochi pazienti. Lo so. Purtroppo presto, tardi, per tutto quanto arriva a questo momento. Ma forse è un vignatore, che sei? Ce la fate ad alzarvi sì? Bene, sì, non ce la faccio, ma mi guarda a trezzi, come ce la faccio? Non ci ho visto bene. Ma chi è? Sei sicuro che ne ho? Signor uscire. Ma sei sicuro che non ne potete la pallina? Ma ti sei fissato che mi faceva usare? Ah, già, che si sta facendo un salto, sta facendo. Scusate, il cavallo abbondante. Mi piace spaziarmi dentro, Non ho avuto un vestito oggi fa buono, no? Dunque, come vogliamo fare? Io direi che spaccate la rete, così mi fa più veloce quando cammina, più svelto. No, dico, i mangi, ci vogliamo mettere. Ma perché? È nata la moto di giacchetta senza maniche, non ci capite? Come no? Le due maniche e poi, qualche bottoncini, c'è 8 qua e 8 qua. Mi fa piacere che la cosa la prendete allegramente. Io quando piglia la cosa, perché siamo veramente onestamente. Ditemi piuttosto, Ma che? o vogliamo fare in noce? Io direi una cosa più leggera, no cillo è meglio, no? Direi più cillo basta. Ma io non parlavo del liquore. Ah no? Ditemi piuttosto, o volete lucido o matto? Io direi opaco. Ma così chi muoveremo vede e chi non muore non mi vede. È giusto che c'è. Mi fa piacere che ci scherzate sopra. Fa impressione che stiamo però. Ditemi, a fotorainda, a volete bianco o rossa? Io un po' di verde glielo metterei. e che onestamente. fa? Fatelo bianco sempre. Così che quando cammina mi sa quando era a giacca, dice che io non pote toto cotugno. Sono un italiano vero, o no? Amico, voi una volta che state là dentro la stoffa non avrete più. Ma perché quando uno si mette un vestito quello diventa ciclato, non ci capite? Ma scusate, voi che sarto siete? E io non sono un sarto normale, io sono un sarto diverso. Chi stai ne potete femminello, senti a me. No, mai. Oh, ma tu la così. Ma non si è fissata lei? Io sono un sarto particolare. Oh, è particolare. Io vestito e faccio mogano, palissandro, ciliegio, tec. E tec. Ma perché? Ma i vestiti si fanno in ligname, non ci E io capite? che lo faccio? Io vestito e ligname. Ma scusate, ma allora non faccio usare, faccio fare Dice bene, non Signori, c'è. faccio cassa. Ma scusate, che cazzo facete voi? Cassa da morto. Ah, il cazzo. Ma tu chi sei? E non l'avete ancora capito? No. Ho schiattato morto. Cosa passano vuoi? E me lo scatto a morte mi chiamo su una me che sto viva. A me mi hanno chiamato che in questo palazzo c'era una persona che doveva morire. Scusate, ma perché cercate? Ma ci vuoi? Ma questa è la famiglia Caputo, c'è Caputo. E domanda la storia si è caputo. Ma come ci stiamo morti in casa nostra? Quando è morto sto morto? Non ci capite? La famiglia Caputo sta pieno di coppa. Noi siamo al bacio di spada, sta tra pagazzetta. Io che tu morto in coppa in 1,20 m, mi chiamo solo a me che sono piezze che mi chiamano Nicolia, a me, non ci capite?
vattene, capito? Vattene, hai da casa mia, vattene. Calmatevi! Dammi. Abbiate rispetto per un rappresentante di pompe funebri. E va a pumpare da parte, va, vattene. E me ne vado sopra, però ricordatevi che verrà il giorno che minacciare. verrò di nuovo qui. Non minacciare. Perché sarà arrivato un momento vostro e quel giorno io non verrò. Appena ve ne faccio Camposanto. Statevi bene e per il momento riposate in pace. Amen. Vattene, schiattamo, vattene. Anche la chiamata chi se la si capite? Un cicci, ma chi è? O schiatta morta. E che l'avete chiamata a fa? Voi per il momento siete ancora viva. Pure tu per il momento sei ancora vivo. Ma ancora per poco, perché muore tu per mano mia, capito no? Ma prima. Ma vogliamo cenare sì o no? Domani dobbiamo andare in cerca di un'altra casa, sì o no? Hai ragione, mamma chi ride, ma che ha preparato un po' di mangiato? Ha mangiato io, portate nei capri, vacca, ha mangiato io. Ma io a Betlemme, va buono, me ne vado in cucina, è bella, rocio, Cicci, una bella sigaretta amica, va. A sti questo coniglio mi danno le metri, capito no? A sto poco riello. A me che mi fate bello, che mi fai. Faccio una cosa che ti faccio all'occhio, Cicci. Che mi fai all'occhio? Cicci, ti faccio due vermicelli che marrone lo pieno, ti piace? La cavazza, papo marrone pieno, le ham, ti seguo. Cicci. Che vuoi? Che Siete vuoi? pazzi, papo marrone pieno. Certamente. A me no, sapete con me? A pommarolo pieno, non poco arrappata. Mi piace la pommarola fresca. A me piace che la rappata. A me la vecchia fa buon brodo, va bene? E voi pensate ancora a pommarola? E chi sti tempo? I metti bau! E penso a Puparola, tu come a me? Pensa a Puparola. Non ce la faccio più. A volte viene proprio genio a dire, ma uno che ci campa a fare in queste condizioni, non si mangia, non ci stanno soldi dentro la casa, fa li prende per tutta pizza. La già chiamare, la voglio chiamare che per resta presto, morte, ma perché non mi viene a pigliare? Che ci campa a fare? Tutto va male. Buonasera. Ma no! È arrivata la morte! Scusate, la porta stava aperta e sono entrata. Puto patatelle, ci è arrivato questo qua? Non è questa la moglie dello schiatta morta? Ma chi siete? Io sono una morta io, che cammina ancora. Perciò subito siete arrivati, che devi riempire, che la morte deve riempire subito arriva. Sono che sordi, che non devi riempire, non arriva mai. Ma quale morta? Io sono la contessa Olivia Spinacci. Mi conoscete? No, veramente conosco vostro marito. Chi? Braccio di ferro. Tacete! Carità. Io prima abitavo proprio in questa casa. Ma te l'abitava? Ma dopo la tragedia questa casa diventò molto grande per me. Ah sì? Allora me ne andai in una casa molto piccola, dove a stento ci può entrare una persona. Abita a fuoco Nietzsche. Dai, in Nietzsche una persona va bene comodamente. Voi scherzate perché non potete capire il mio dolore. Io sono la contessa Olivia Spinacci. Sono piena di dolore. Meno male, è arrivata turrata in casa mia. Non vedete il mio abbigliamento tutto nero? Come no? Ma mi sa che è uno scarafone. Non si capisce che sono vedova. Ci ne vedo, ma. Sì. Ma no, chi è morto? Ma se sono vedova, mio marito, no? Darsi avere un amante prima. Tacete. Che tanto portaggi ne faccio questo? Mio marito, un uomo superiore. Maresciallo? Ma no, Tenente? ma no, Nulla tenente come a me. ma no, mio marito era un uomo di classe. Hai capito? Facevo bidelli, Ma no, mio marito era il barone Zazà Spinacci, degli Fasuli Occhitelli. Dai. Il suo hobby era sparare a bersagli. Ah sì? Sparava sempre Zazà e come sparava fuori. Per forza. Ci faceva tutte le ore, ma sulla uccidere, lì parlava sempre. Sposata con la sottoscritta Olivia Chiapparelli De Garini. Che bello matrimonio. I vai sulla uccidere con lui vecchi a parire. Andiamo. Ricordo come se fosse ieri. Ah sì? Era il 2 di novembre. Sono te morto. Mio marito Zazà era seduto lì. Dove siete seduto voi? Dammi qua. Sì.
aveva fatto un affare sbagliato e non aveva più una lira. Tale quale a me. Allora mi disse, spogliati. Chi? Vostro marito? Sì. Detto su coraggio. Sì, io mi spogliai, ma lui venne un forte dolore sotto. La prostata ingrossata. Non fu la prostata, L'emorroide? si iniziò a gonfiare sotto. Niente meno. Poi all'improvviso si sentì un rumore Schiatta e si tutto cose. sgonfiò. Lui mi spogliava, si schiatta tutte cose. Sì. Evidentemente per lui vedermi spogliato fu un forte colpo. Sì, mi devi spogliare con un colpo basso proprio. Povero zio, mi chiamava spinato. Zazà. Scusate. Dite. Questo qua è Vedete, questo è mio marito. che bell'uomo! C'ha gli occhiali! Ah, è una persona intelligente! Pensate, morto solo a 89 anni. No! Sì, Quando teneva? 89 anni. Ma eterna, 89 anni! Proprio è morto di sviluppo! È morto guaglione, è morto! Scusate il disturbo, ma adesso devo andare. No, state con noi, mangiate qualcosa con noi! Tacete, Pure la salata facciamo cacci di tacete, silenzio. Addio. È bella, sì? No, tacete. Addio, mia vecchia dimora. Ma se ne vai, Non ti dimenticherò mai. Vado bene. Addio, Zazà. Saluta la Valetta. Addio, Zazà, amore mio. Ti porterò sempre nel mio cuore. Brava. E ti saluterò. No, tanto buono Ti Zazza. saluterò sempre, Zazà. La signora Doi se ne va, non sa, ci dava vista così, si schiatta tutte cose. Ma c'è tutto schiattato la coppa. Adesso, se permette, ti saluto pure io. State buono. Zazza. Io sentite non posso stare. Andate bene! Che giornata, l'ippopotamo, poi c'è sta che state, che dato schiatta porta, non ce ne può più! Anime a mamma! Eccoci giunti all'operazione verminatoria. Certo, facevo coraggio a fare certe cose. Dani! Passano guai. Ti, che sta busta che mi ha scritto non solo che mi resta qualche giorno fa. Tutto cosa hai Sì, tutto cosa. Morammo una mano a smuovere un po' tutte cose, ma fai impressionato. Tutto cosa costa. Ci vogliamo che tanto. Dili! Che? Quando mi sa cucinare, parti. E vermicelle che marola fresca. Vaga pazzo, per vermiscelle da pomarola fresca. E non ti preoccupare, te la stimo piattile, però mi fammi. Sì, Dili! E dammi una stagnatona. Però vi non ti allargare. Venga! Continua l'operazione Vermezzullo. Che giornata! Finalmente si sono decisi a fare una tazzone di caffè. Ma tazzo di caffè, ma stamattina stanno un sacco di gente, da poco fa sono arrivati i spinaci. Di spinaci? Ma che lo posso muovere? Ma qua per domani, ne c'è una signora che si vede casa qua, tu non ci stai, vesti la parterina. Mamma mia, avete spinaci, fa sulla uccidilla, ma io devo mangiare questo. Ma che sta? Raffè, ma non è che ti sei sentito tremare qualcosa sotto, no? Ma che mi aveva tremato? No, qualche cosa di terremoto può darsi che sia stato, perché io vedo che tu cosa sotto in coppa, Un capo. terremoto. Secondo me, in questo caso, lo spirito vaco veramente. Ma mia mamma. E mo' vi si avrà fatto una vacata. No, è grosso pure se l'ha fatta. Mi senteva una puzza. Sì, vieni a questa casa più oggi che domani. Sì. Mettimi a posto, non facciamo impressione. Assolutamente. Guarda, tutti che ramo è, caffè, domani me ne vado. Allora, No, me ne vado a ospedaletto. ospedaletto. Mi piglia la moglie sotto braccia così e mi ha portato a ospedaletto. Ma usi d'accordo. E l'hanno sto 3-4 settimane. Ma che non mi avete detto niente, non state pure. Ma che cosa? Ospedaletto tengono compare. Brava Cecilia. Tu e moglie veniate ad ospedaletto e io non c'è nemmeno io. A stagionare povera, Raffaele. Ogni pezzo è fatto suo, Casto caffè! Perché per portare una tazza di caffè, tu hai avuto. E se la portare la salatina ci volevo guardare attrezzi. Lui la manavo vicino perché ci mettiamo paura. No, si deve avuto. E poi non ci capite, tutto sto tempo per una sola tazzina di caffè. E questo sono che sta rimasta. E poi proprio come mangiamo. Si mangiamo. Non ci capito. Ma che sta pure perché non mangiamo. E chiusiamo. Raffaele, tu stai sentendo? Si mangiamo.
vabbè, già vai giù, pigliamoci sto caffè. Anzi, Vediamoci. pigliatela prima tu, visto che la tazzina tiene tu annanzi. Ti ringrazio dell'educazione, sei sempre gentile, quando vuoi tu sei sempre gentile. Raffa, Che è sto raff? o diminutivo, no, Raffaele? Guarda che tu la tazzina ce l'hai davanti tu. Oh, vero? E si vede che la tazzina distrattamente è venuta a me? Sì, stata camminata per via Roma. Comunque pigliatela prima tu. D'altronde sei il fratello maggiore, un po' di educazione. Sei fissato che me l'ha già pigliata prima. Ah, vabbè. Non ne voglio più, Raffaele. Mi chiedere tutto quanto tu, anda letto. No, dopo gliela a te, Cicci, ma come volete smettere sta già sto nervosi, capito? La tazzina è vuota, hai bevuto tutto il caffè, hai bevuto. Ma chi sa bevuto niente, Raffaele? Ah, la tazzina ti assicuro che stava qua. Ti aiuto tu pure la tazza, ti aiuto tu. Tazzaiuolo! Ma come aiutava la tazza? Ma come viate venuto a chi? Ti ero pagando prima, sta E poi guarda la lingua mia. guarda la lingua mia, Guarda la lingua No, mia. guarda la mia, No, la mia. Raffaele, la rimesci mi porta capo, non c'è pazienza. Basta così. Cicci, fratello mio. Sì, Secondo me tenevamo spirito a rete e non ce ne siamo accorti. mi sentivano bruciare a re. Mi sa che ne morrotti, invece dello spirito, capite no? Raffaele, sto pensando pure io, con spirito, ci stavo veramente. Sto veramente. Via da questa casa, più oggi che domani. Sì. Con spirito ci sto veramente. Sta mancando pure la luce, sta mancando. Raffaele, ha da essere uno spirito spagnolo. È nella Spagna, visto? Sì, Cicci. È uno spirito che viene da molto lontano. Ma mia mamma, Raffaele mi mette paura pure io. Oh, Divino, Ma questa era pure la stalca. questa è cosa mia. Oh mamma! Raffaele! Scedi la nottata, Mia cuccia. ma te ne riesci zio l'hai visto? La passata! Quando è brutto quando canti? Questa voce che scende in nottata, son Dio che venga a farmi passeggiata. Noi ci asciattammo e finestre po' chiurimmo. E piano una sigaretta ci appicciamo. E morta la facciamo. Ma ci mi è morto. Da cacchione le finestre. Non chi vicino, Non Dio, stai sentendo? Vieni qua, fatti caccia tu! Fatti caccia tu! che non può sbagliare, sta voce è amica. E la stessa voce, e sto cascendo pazzo, che tutte notte ci stai scassando a cava. Quando notte c'è sceta marindo sonno noi tremammo. Aum. Su si marindo niente a sigarette ci appicciamo. Aum. Ho sentito la voce mia ride coperta per matita. Aum. E tremando la paura rindo cesso noi corrimmo. Aum. Sono spagnolo e vengo da Madrid. Io sono sparatilla, ma che già fa? Tu sei spagnolo e vieni da fucilla. Tu sei uno scassatore, la terra. Ma comincia a partita, si accade un boniata, una bella vermenata, a tutto faccio fa. Noi invece a te diciamo, a canceriamo, a casa nostra e che ste cavolimmo sta.
Sia ci falta mossa, a chi se l'è venuta una mossa, non ci va bene. Ai notte, scidi in e a voce mia, dammi suo filetto, dammi. mia voce mia. Oh, Cicillo! Chiamano a me? Raffaele! Dici caro! Assorta! Questa è casa mia. A chi? Mangia prima per vermicella. No, non mi mangio. Niente vermicella. Andate via. Ha fatto finale. Se ne è giusto. Cicci, mi mettere almeno un po' di tavola, proprio che si mangia a me vermicino. No, Ecco. niente per Che cosa? Che no, in questa casa il vermicello è morto. Ma che stai dicendo? Casi, non mangiamo, morimo noi. Andiamo. Andiamo a partita, andiamo a prendere l'allestimento per il nostro affogamiento. Raffaele, Che buono. appena fai qualcosa di soldi, no? Quanto? Tu e tua moglie fate un bello viaggio, vai a Lourdes. E che chiama a fare lui? Fai una bella supplica, una bella preghiera a Maronna, circa grazie a Maronna. E per fare che? La moglie, fate cagnare la lingua. Salute, e finestra aperta. Zittosa, ma mi piace un raffreddore pure a me, ma mi migra. Passi una giusta che sto in messa. Vieni qua a monesi, tu hai avuto elastici e mettiamoci nel finestra, va. Così faccia raggio. Piano, una volta io. Sì, pure a me, mi scade pure a me. Vabbè. No? Già vai a indagato, se no come trovo tesoro? Siamo giunti all'operazione finale, operazione Birmo. Madonna che trauma. Pensi per me ci la ringa ora non mi conosci. Questo raffreddore a me è venuto per mezzo e si finestra aperta che sono 2 mesi che non faccio. Salute! Strunzi, oggi ti saluto, puoi rispondere, grazie. Chi ha parlato? Chi ha parlato? Chi ha parlato? Mi ha chiamato tu stornuto. E me? E tu che non ci detto grazie, hai detto pure che era uno strunzo. Vabbè, che hai uno struzzo, l'ha conosciuto, non fa niente. Via da questa casa più oggi che domani, frate mio. Ma che cosa può essere? Qualcuno a baciare la cantina che ti saluto, quando Guarda, vai? chi sta vagando troppo spesso in questa casa. Allora vai, era. Con la carta la mano e femmina in là cucina. Raffaele, torna presto. Perché? Sai com'è, in due si trema meglio. Cicci, frate mio. Coraggio. Coraggio. Caro figlio, non tengo proprio più. Oh madonna mia che sta succedendo in questa casa. Ma io mi domando e dico, tu contro gas, giusto? Sei morto, quindi i vermicelli non te li puoi più mangiare. No! Ma ci mangiano meno che so prima. Appena ora io incontro pigliare il vermicello in faccia. Ma vediamo. Mettiamo sta roba qua e prima se possiamo mangiare qualche cosa che non ce la faccio proprio più in questa casa. Quando ne siamo, non so quando ne siamo, qua siamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 forchette e che mancano cucciare. Strunzi, sta a canterra. Grazie. È morto per Lucianelli. Cicci, ma che è stato? Raffaele, non trovavo più un cucciaio. Ho domandato, il cucciaio dove sta?
è una voce che sta là, poi che noi che sta qua, capisci niente? Ma allora pure tu? Pure tu? Hai voglia! Pure tu! Pure tu? Tutti e due! Anima, non ce la faccio più. No, in questa casa non ci sto un attimo in più. Domani me ne vado, Lo piglia a mia moglie, la metto sotto braccio. Stavo a fare la confezione regala, E me ne va. Tu capisci niente? Io vado a dire dove sta, cosa cucciare, e una voce mi risponde, sta qua. Raffaele! Cicci che re? Ma è cresciuta una cosa mi si coscia! Cicci che stai dicendo? Vieni a vedere! Mi fa impressionare! Vieni a vedere che te che mi si coscia! Cicci mi fa impressionare! No, bene! Vabbè! Io, guarda! Bello tuo frate tu! Tu non ne hai mai tenuto niente! Mi disputo facile, capito? Io te l'assicuro! Io ho detto il cucciaio dove sta? E una voce ha detto, sta qua, sta... Raffaele, è cresciuta una cosa, mi dico! Ma perché mi fai mettere... Raffaele, lo tengo vocazione, io! Hai chiappato, Raffaele! Raffaele, lo tengo qua! Raffaele, stavo da giubiato, però, Raffaele! Cicci! Io pizzero masala, tu tieni la fantasia riscaldata. Ma quella farmacia scaurata, Raffaele, evidentemente questo deve essere il posto dello spirito. È geloso che sono accettati, perciò che andiamo a posto, anche pazienza. Metti tu là e mi metti qua, sì, quello è geloso, capito? Lei sono coraggioso, ma sei? Sì, sapete, come no? Vieni da questa casa, Raffaele, ci oggi che domani. Io domani mi piglio la moglie, ma la metto sotto il braccio. Ma che la versa? Da un compare mio, che ne riesce figlia e con me io prima. Non hai capito? Io compare mio traversa, c'ha 10 figli e con me io prima. Ma come 10 figli con tuo prima? E sono tutti e 10, i figli ne sono rimasti tutti. sono pronte! Ah, meno male. Ah, perché fra magari vanno le paste! Ah, pure dolci, che tal? Quali dolci? Queste Le le paste. paste per i vermiciattali! Ma lei per mi ciattolo, che hai naso, mi chi devi irmi qua, davanti. Va bene, I vermicini. Allora, pure che si chiama vermicine. Va bene. Ma che è? Ma che c'è, mi si leva la coppa qua? Ma levera, il vaso di Nicola! Io va se Pasquale. Dammi qua, dammi una forchetta, dai. Dammi una forchetta. Meglio ci mangiamo presto, dammi un'altra forchetta, sì, già per me. Avete appetito voi, sì? Dammi bene, levera che io bocco. Dammi bene, Dammi bene. Tu t'ha azzeccato, lei, t'ha azzeccato. Io matrazzo lo sbatte, chi è stato azzeccato? Dammi piatto, facciamo piatto, Tu hai buca, hai nato, sì? Ti ne fame? O riesci che non mangi, ma non mangi frittata, capite? Tu hai vuoi, Raffaele, vuoi? Ma non è che brutta faccia che te Lo sai. Tu mangi delle ciuro due, ci darete. Tu mangi qualcosa pure tu? Tu ti hai sposato, o se no poi marito tuo non trova certo come fa? Ma bello, sì, sempre tu, buon appetito, buon appetito. Intendo la vicenda, Ma dopo stiamo a drink, sta mangiando conosce lei. Va buono, allora mangi pure qualcosa, mangi pure qualcosa. Buon appetito, ragazzi. Ma che è sta luce che fai? Non lo so, forse ne pagate, non ne pagate all'andanella. Favori! Cicci, ma che stai facendo? Cicci, ma che è? Ma che è? Ma che è? Perdona, Dare, ma che pazzo mi vermiciella! Caccia fa! E che adesso fatto? Perdonami, Cicci, ma io a Torino ci volevo bene. E tu? Vuoi bene a questo disgraziato cameriere
che si è divertito per tanto tempo a farci mettere paura facendo spirito. Ma qua spirito, io mi metto a paura della certola, no signore. Io facevo tutto questo perché se non sapete Cicci, in questa casa si nasconde un grande tesoro. Ah, sì, che volevo passare soltanto tu, non ci capisci. Ma come scusa questo naturalmente. Bella bravo. patente della Sina. Ya vedi perciò me ne raccordo che ogni tanto tutti e due metti paura. Però quando c'era la morte, si poteva paura, sta dicendo tazzose, capito no? Concetta, Nunzia, uscite qua fuori. Di massi, Sì, signore. di ancora spirito di sta casa. Sì, ma ci muore il cuore, mandarinetta. Lo spirito, era chi sto io? Donino serva. Ma servi, non servi, non c'è mai servuto. Non ha mai servito, capite? Che in questa casa, lui l'ha confessato, in questo momento si nasconde un tesoro. Capite? Il tesoro di Guglielmo Fantomas, conte di Rocas. Hai capito? È solo risultato per il paese, perciò come stiamo? Andiamo a Fantomas tutto quanto, o tesoro troviamo e lo facciamo parti uguali. Oh Gigi, e poi mi facete sposare Teresina. Sì, mi ha faticato, senza tesoro però, va bene? Hai capito niente? Hai sentito la porta? La porta, aspetti qualcuno? Io no. Oh Gigi, stanno pigiando fuori la porta. La picciata è lunga. Sarà un figlio guardaporta forse. Avanti! Buonasera, sono Annibale Fantomas, fratello del conte di Rocas. Avete visto? È arrivato! Chi? Oh, fratello Cassa! In questa casa c'è un tesoro e vi assicuro che me lo pappo tutto io! Quando Rito sputasse in faccia, Me l'ha detto pensiero. In di poscia, andate subito via di qua! sta facendo straordinario, capite? Scusate, Buon appetito. Ma che fate? Mangiate! Ho detto andate subito via! Scusate, fratello Cassa. Avete detto che il tesoro ve lo pappate tutto quanto voi. Ma almeno a noi, prima di ci facete papà la facoltà di primicida, sì? E io che faccio? Chiudito si va!